come il miele di castagno. Una vera giungla di disposizioni normative che risalgono ad un testo unico datato 1936. Norme poco chiare che stanno mettendo in crisi le pro loco. Il risultato è evidente, molte manifestazioni, sagre e feste popolari rischiano di sparire. Nell'ultimo periodo qualcuno ha scelto di non organizzare le tradizionali feste del paese per evitare di incappare in una burocrazia farraginosa. Abbiamo applicazioni non chiare che sono diverse da provincia a provincia, da comune a comune, una confusione totale. Noi abbiamo fatto adesso in occasione del 4 marzo delle elezioni politiche che ci sono state un appello a tutti i candidati perché venga fatta una legge ad hoc sulle manifestazioni temporanee. Dopo 80 anni c'è bisogno di una legge nuova e soprattutto chiara. Per questo, continua il Presidente, ci stiamo battendo. Non è possibile mettere sullo stesso piano manifestazioni con 100 cittadini con quelle dove partecipano invece 10.000 persone. Delle norme soprattutto poi applicabili. È inutile fare, che è un vezzo tutto italiano, fare delle norme che poi sulla carta possono andare bene e sono inapplicabili. Poi non le applica nessuno e sono problemi per tutti. L'UNPLI è impegnato in un tavolo a livello regionale con prefettura, ANCI, Vigili del Fuoco e le ASL per trovare delle soluzioni. Va trovato un accordo con quelli che sono gli organi amministrativi del comune, visti quali sono i problemi e risolti caso per caso. Noi ci stiamo impegnando a questo e stiamo supportando le nostre pro loco su questo. Le manifestazioni e le sagre sono la nostra tradizione, cultura, termina e vanno valorizzate.